Domani a Sacile cala il sipario sulla rassegna Il volo del jazz, ieri inedita e applaudita esibizione di un gruppo norvegese. Parliamo di spettacoli adesso, cala il sipario questo weekend sull'8ª edizione di Sacile Il volo del jazz con un doppio appuntamento. Ieri sera la grande performance dell'ensemble Denada al Teatro Zancanaro sotto la guida del compositore e trombonista Engel Sund. La formazione norvegese è arrivata nella città del Livenza con il patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia e dopo il successo del tour a Oslo, Bonn e Londra. Denada ha presentato in prima esecuzione Italian Suite, composizione in 3 movimenti dedicati ad altrettante città della nostra penisola, Roma, Trieste e Alghero, e brani dal nuovo disco Sand e Sale in uscita nel 2013. L'ensemble coniuga jazz e musica popolare dando vita a un mix sonoro frutto dell'incontro di fiati, percussioni ed elettronica, strutture compositive tradizionali e improvvisazione. Domani alle 21 la serata conclusiva del festival organizzato dal Circolo Controtempo con la Flight Big Bang, insieme strumentale che riunisce giovani promesse musicali del nostro territorio. Per l'occasione sarà affiancata dal noto sassofonista Francesco Bearzatti. Il volo del jazz si trasformerà quindi in una straordinaria ribalta per gli studenti di musica moderna dell'area pordenonese. Per questo speciale appuntamento l'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti.